L'interramento del tratto di laguna di fronte a Punta San Giuliano è un grave problema che i veneziani conoscono e denunciano da tempo. Purtroppo, fa presente il consigliere delegato alle tradizioni Giovanni Giusto, il comune di Venezia non ha il potere di intervenire. C'è un problema di competenze. Il ponte non è fortunatamente veneziano, ma il ponte è in capo alle ferrovie dello Stato e comunque allo Stato. E spetta, tra virgolette, a loro il compito comunque di trovare le energie, soprattutto economiche, per andare a disintasare quello che oggi è quasi una sorta di ristagno di acque che non riescono a connettersi con il resto della laguna. Quello delle competenze sulle acque, sostiene Giusto, è il grande problema politico della nostra città. Chi conosce la laguna e subisce gli effetti dei cambiamenti non ha alcun potere di intervento. Lo Stato, attraverso il demanio, attraverso altri organi, eccetera, comunque ne è detentore e quindi lui dovrebbe essere accusato per quelle che sono, vedi anche le bricole, eccetera, le incurie che comunque noi come veneziani dobbiamo comunque subire e sopportare. Gridiamo ma non veniamo ascoltati. Secondo i monitoraggi effettuati dai volontari della consulta della Laguna Media, il livello delle acque di fronte a San Giuliano si sarebbe abbassato di una ventina di centimetri negli ultimi 16 anni, un calo di circa il 30%. Se la tendenza non sarà invertita, nel giro di pochi anni quel tratto di laguna sarà trasformato irrimediabilmente in terraferma. Diciamolo pure, siamo sudditi in quelle che saranno le scelte e le decisioni sulla nostra pelle da parte di altri e non noi stessi.